Va all'Acragas il primo round della Coppa Italia di Eccellenza. Ieri nello stadio Esseneto di Agrigento ha superato la Pro Favara con un prorompente 3-0. Un risultato che forse penalizza un po' troppo la Pro Favara, che nel primo tempo ha fatto vedere un buon calcio. Nella ripresa la formazione di Terranova si è imposta ed è riuscita a sbloccare il risultato, portandolo alla fine con un 3-0 e sbagliando anche un calcio di rigore. La squadra di mister Turisco, come dicevamo nel primo tempo, è riuscita a giocare bene e ha anche colpito un palo con la piana. Nella ripresa decisamente tutto all'opposto, con l'Acragas che segna con Barrera, raddoppia con Monsur e poi triplica con Vitelli. Porta a casa un importante risultato che sicuramente ipotizza il passaggio del turno. Sì, è stata una buona gara disputata dalla mia squadra. Nell'arco dei 90 minuti abbiamo saputo soffrire nei momenti in cui il Favara aveva un maggiore palleggio, gli abbiamo concesso qualche ripartenza. Poi il primo tempo, forse soltanto in termini di occasione, col palo che hanno preso, però è stata una partita equilibrata. Nel secondo stavamo, credo, un po' meglio a livello fisico. Avevamo più geometria e più palleggio in mezzo al campo, siamo riusciti a sbloccare la partita. Onestamente ero curioso di vedere all'opera la mia squadra alla prima ufficiale. Abbiamo fatto una grande prestazione contro un avversario che lotterà fino alla fine per la vittoria, e quindi è ancora più importante. Però dobbiamo capire che è solo l'inizio, chi ben comincia è a metà dell'opera, quindi ho detto ai ragazzi che va bene così, però bisogna lavorare. E soprattutto bisogna lavorare sui primi 20 minuti del primo tempo, dove credo anche un po' contratti abbiamo concesso qualche ripartenza in più agli avversari. Alla fine? No, la qualificazione assolutamente non è in cassaforte, anche perché nel calcio tutto è possibile. Diciamo che la partita l'abbiamo decisa un po' sbloccandola alla ripresa. Ripeto, siamo stati molto più presenti dentro al campo. Abbiamo messo molta più qualità nella nostra corsa, abbiamo corso meglio, poi sbloccato il risultato. Credo che l'Acragas abbia meritato ampiamente la vittoria. Abbiamo disputato 60 minuti di un ottimo calcio, a mio avviso. Siamo venuti a giocarcela qui alla pari contro una squadra molto importante come quella dell'Acragas. Loro non ci hanno mai tirato in porta il primo tempo, noi diversamente gol mancati, pali, un rigore nettissimo che non ci ha dato su De Luca. Quindi poi alla lunga, voglio dire, queste situazioni le paghi. Poi secondo tempo qualcuno, De Luca aveva preso una botta, qualcuno non stava bene fisicamente, qualche acciaccato, ho fatto dei cambi e lì abbiamo perso le distanze, abbiamo visto delle geometrie, abbiamo perso un pochettino quello che erano gli equilibri e poi abbiamo regalato campo e concesso possibilità all'Acragas, che quando concedi possibilità ti fa gol. Certamente un Acragas che ne ha saputo subito approfittare, forse il 3-0 e il rigore mancato un po' troppo pesante. Uno che non vede la partita probabilmente legge il risultato, il tabellino, e dice questi li hanno massacrati, e invece probabilmente a mio avviso la partita è stata completamente diversa da due volte. Per 60 minuti un ottimo Favara, ben messi in campo, ottime geometrie giocate, una squadra che cercava sempre di uscire con la palla giusta, con i momenti giusti, con gli inserimenti giusti, cercando appunto di fare male. Per nostra imprecisione, per sfortuna non ci siamo riusciti. Poi secondo tempo, ripeto, si è vista un'altra partita e il risultato secondo me ci castiga oltre modo. Un incontro dai due volti quindi, ma che ha dato sicuramente importanti indicazioni ai due allenatori in vista soprattutto dell'inizio del campionato di eccellenza, con la prima in programma domenica 4 settembre. Il ritorno di Coppa Italia invece si giocherà mercoledì 7 allo stadio Brucoleri di Favara. 3 gol e un rigore sbagliato, quale migliore inizio?
Ma diciamo che il risultato non va testo, oggi si sono scontrate due grandi squadre, ho visto un ottimo Favara, ho visto un'ottima Agragas, poi gli episodi hanno favorito l'Agragas ed è finita così, però anche Favara ha un ottimo organico. Domenica prossima inizia il campionato, con quale spirito l'Agragas si appresta ad affrontarlo? Ma noi abbiamo messo insieme una rosa importante per recitare un ruolo di protagonista nel campionato. Sicuramente 3-4 squadre sono già ai nastri di partenza ben messe, tra queste c'è sicuramente l'Agragas. Assolutamente sì, noi abbiamo fatto un mercato importante e vogliamo recitare la parte da protagonisti, poi ci sono le altre squadre e vediamo che succederà. Sicuramente domenica inizierà per noi, soprattutto che giochiamo in casa col Misilmeri, inizierà un campionato già forte, quindi anche in previsioni che faranno 7 giorni avrò la prima partita difficilissima in casa. Ho cercato anche di dare forza o limitare un pochettino le energie a chi aveva giocato fino adesso, quindi ho fatto dei cambi anche in funzione di questo. Nella presentazione della settimana scorsa vedevo tutta la società molto fiduciosa nel far bene. Ma tutti lo siamo fiduciosi, abbiamo delle aspettative, hanno delle aspettative, come è giusto che sia. È stata allestita una squadra importante, dobbiamo alzare l'asticella rispetto all'anno scorso, siamo arrivati quarti, ci sono i calciatori giusti per poterlo fare.